La maggior parte dei nostri comuni non raggiunge indici di vulnerabilità socio-economica bassi, quindi con questo indice applicato rischiamo di vederci tagliati fuori dalla partita in modo importante. È l'allarme lanciato dal sindaco di Rossano Veneto, che condivide con la maggior parte dei suoi colleghi vicentini presenti in sala la preoccupazione di veder finanziati solo in minima parte i progetti che con tanta fatica e perizia sono stati redatti nelle modalità richieste dall'Europa. Il 40% dei fondi del PNRR, infatti, viene riservato al Sud Italia per pareggiare il divario Nord-Sud, ma sul restante 60% viene applicato l'indice di vulnerabilità socio-economica che, così come è stato concepito, privilegia ancora una volta caratteristiche tipiche dei comuni del Sud Italia. Una situazione simile era già successa con il bando Più Sport e Periferie, che lasciava al resto d'Italia il 20% dei finanziamenti previsti. Nelle regioni del centro-nord sono arrivate veramente le briciole, non so se 2 o 3 interventi in tutto. Ecco, su questo io chiedo al governo di lavorare perché è palesemente anticostituzionale. Il mio comune è un comune di 8.200 abitanti, Rossano Veneto. Noi abbiamo lavorato come i matti per poter inviare 7 da soli più uno con altri comuni progetti. Ecco, di questi progetti con questo indice di vulnerabilità non ne verrà finanziato neanche uno e questo è un peccato. Stiamo cercando di partecipare a qualunque bando, in tutti i vari settori, l'edilizia scolastica piuttosto che lo sport, piuttosto che il sociale, su tutti i fronti cerchiamo veramente di stare attenti a tutti i bandi appunto che escono per portare a casa delle risorse. Siamo 24 comuni dell'area berica, capofila è il comune di Villaga, però insomma è un impegno che ci assumiamo tutti quanti e tentiamo di capire se ci sono delle risorse che possono essere destinate nei nostri territori con il PNRR. Siamo convinti che ci siano queste opportunità da sfruttare e chiediamo che il governo su questo sia celere nel darci tutte le indicazioni possibili e immaginabili. Credo che alcune piccole modifiche risolverebbero grandi problemi. Pensiamo per esempio al riutilizzo del ribasso d'asta su quelle che sono le applicazioni necessarie all'aumento dei prezzi, una problematica riconosciuta da tutti che richiederebbe un piccolo intervento per risolvere un grande problema. Il problema che vediamo già è che nel momento in cui si costruiscono nuove scuole, si costruiscono impianti diversi, poi dopo bisogna manutenerli e il problema per i prossimi anni sarà quello di avere maggiori risorse in parte corrente piuttosto che di investimenti.